Comunità del cibo della Garfagnana e della biodiversità della Garfagnana è una comunità che mette insieme le diverse esigenze, che sono quelle dei consumatori, quelli dei produttori, quelli che hanno bisogno di avere un'alternativa al supermercato, che va benissimo, ma comunque un'alternativa, e soprattutto quelli che vogliono mangiare il proprio territorio nel vero senso della parola. E in questo la comunità del cibo è veramente fondamentale, perché innanzitutto dà la garanzia di quello che si mangia, dà la garanzia perché si può vedere, si può toccare con mano, e tutti insieme, che è l'altro aspetto fondamentale della comunità, tutti insieme ci si può fare veramente, si può alzare la voce, si può farci sentire e si può dimostrare che si può fare mangiare il proprio territorio, si può avere una cosa locale, particolare, però dà quel senso in più di comunità che è fondamentale, che solamente a tavola si può trovare, a tavola con delle cose nelle quali ci si riconosce. Questo è veramente il senso vero della comunità del cibo. La comunità del cibo della Garfagnana è stata originata da un progetto dell'Unione Comuni, però non è nato come iniziativa estemporanea, bensì è frutto di un lungo lavoro che è iniziato già dalla fine del secolo scorso, quando l'allora comunità montana iniziò a raccogliere, a recuperare e a conservare e valorizzare qui in questo centro che vedete le varietà antiche coltivate un tempo in Garfagnana. Contemporaneamente fu istituito un gruppo di coltivatori custodi, cioè coltivatori che riprendevano queste varietà erbacee, questi antichi frutti e questi vitigni e li reinserivano nella loro azienda e li riproducevano. Sono arrivati circa a essere 40. Da questo nucleo si è creata così una rete informale, una comunità appunto, da cui è partita l'Unione Comuni per istituire nel 2017, sulla base della legge nazionale 194-2015, la comunità del cibo, che in questi 2 anni è andata avanti, ha costituito una associazione che si è costituita come soggetto autonomo e negli ultimi 2 anni da comitato spontaneo si è trasformata in un soggetto giuridico, in un'associazione di promozione sociale. Noi siamo 13 aziende e sostanzialmente come associazione ce la teniamo tutti. Poi naturalmente siamo partiti ora e anche la comunità sta partendo ora, sta lavorando per portare avanti questo progetto e spero che poi a breve si abbiano anche risultati. Qui abbiamo della vacca garfagnina e della vacca pontremolese. E ad oggi ne sono circa una 50 di capi per quanto riguarda la pontremolese e un 180 capi per quanto riguardano la razza garfagnina. Sostanzialmente sono vacche da carne, vengono alcune ma pochissime aziende usano anche il latte, però ecco, generalmente perché hanno un ottimo resa come grasso, però sostanzialmente ora vengono utilizzate sia come vacche da carne, principalmente facendo la linea vacca vitello, e sostanzialmente anche per la, diciamo, salvaguardia e ripulitura del territorio, perché nel periodo estivo si fa transumanza, la stragrande maggioranza fa alpeggio su a 1200-1500 metri e riportandole poi in azienda nel periodo invernale. Comunque vivono sostanzialmente nello stato brado e semibrado, difficilmente le troviamo alla catena, per capirsi, in stalla sempre fisse. Ecco, la comunità del cibo come ti può aiutare per risolvere i tuoi problemi? Uno, promuovendo naturalmente il prodotto, riuscendo a far conoscere il prodotto e naturalmente creando una rete di distribuzione, come può essere le vendite online o come può essere la ristorazione, in cui la gente, uno, viene nel nostro territorio e sa che magari viene a mangiare la carne di razza garfagnina, o comunque anche esportandola fuori dal territorio. Faccio l'allevatrice di pecore garfagnine bianche. Questa azienda nasce per il recupero
della pecora garfagnina bianca perché ce n'erano rimasti pochissimi esemplari e ora siamo arrivati a averne più di 1000, non soltanto, cioè in più allevatori. Questa pecora praticamente ci dà sia lana, agnello che latte. È una pecora molto robusta che adatta al territorio e il nostro intento in questo momento è cercare di far allevare questa pecora ad altri allevatori. Oltre a questo, in azienda noi facciamo anche l'attività scolastica, cioè c'è un'aula didattica dove poter insegnare cos'è l'allevamento in primis e poi a lavorare la lana o fare anche il formaggio. Per far sì che si conosca il senso anche dell'allevamento sul nostro territorio è molto importante anche affidarsi alla comunità del cibo, perché in questo modo possiamo specificare e divulgare veramente cosa significa allevare e cosa si può ottenere dall'allevamento delle pecore garfagnine. Siamo a Cascio, un piccolo borgo fortificato della provincia di Lucca appartenuto agli Estensi. Noi dell'Associazione Sportiva Ricreativa Cascio organizziamo da 50 anni la Sagra delle Crisciolette e proprio lo scorso anno, in occasione del 50° abbiamo ristrutturato parte della cinta muraria che risale al 600. Le crisciolette sono un impasto di farina di grani antichi, mais, acqua e sale, cotte semplicemente in dei testi di acciaio. Negli ultimi anni abbiamo iniziato un progetto insieme alla comunità del cibo volto a recuperare i vecchi sapori e quindi abbiamo seminato proprio nelle vicinanze del paese dei campi dei grani antichi e con la collaborazione appunto della comunità del cibo, dell'Unione dei Comuni e di molte altre associazioni e realtà imprenditoriali locali vogliamo promuovere e far conoscere il nostro territorio e i nostri sapori. Ci troviamo a Pieve Fosciana, in provincia di Lucca, e qui noi abbiamo un allevamento di circa 20 animali di bovine da latte di razza bruna e trasformiamo il nostro latte e produciamo vari prodotti freschi, fra cui stracchino, primosale e anche un tipo di cagiotta tipica del posto e in più yogurt. Abbiamo vicino al locale di trasformazione un distributore di latte crudo sfuso e in più adiacente a essa abbiamo anche un distributore con tutti i nostri prodotti, fra cui oltre ai latticini di cui vi ho parlato anche farro e farina Gran Turco, che sono due varietà tipiche, come potete vedere qui in mezzo a noi, e sono due varietà tipiche qui della nostra zona. E con la comunità del cibo abbiamo iniziato un percorso per promuovere tutti i nostri prodotti. Noi abbiamo portato avanti l'iniziativa dell'ampliamento della rete di conservazione e sicurezza, istituendo il più folto numero di coltivatori custodi di tutta la Toscana. Poi abbiamo istituito la comunità del cibo attraverso un progetto nel 2017 finanziato da Terre Regionali con PSR e dopo 3 anni di lavoro insieme al primo gruppo che si era costituito in modo informale siamo riusciti ad ottenere la prima associazione della comunità del cibo e dell'agrobiodiversità della Garfagnana. Questa associazione diventa il braccio operativo di tutte quelle che sono le iniziative di promozione del territorio portate avanti dall'Unione Comuni Garfagnana. L'elemento di base è la tutela e la valorizzazione dell'agrobiodiversità locale, perché crediamo che le nostre aziende svolgano un lavoro molto importante sul nostro territorio e devono essere valorizzate per questa capacità anche di utilizzare nel modo migliore le funzioni ecosistemiche dell'ambiente. Preservare la biodiversità significa preservare l'ambiente e la vita di tutti gli esseri umani. Abbiamo realizzato in quest'ultimo periodo prima di tutto un sito per far conoscere sempre di più l'attività dell'associazione della comunità del cibo e poi fatto una serie di progetti che in realtà sono stati portati avanti dall'associazione. Noi abbiamo soltanto assistito dove abbiamo potuto, progetti di messa online
online del territorio, quindi di queste produzioni online sono state messe su una piattaforma chiamata Food Barrio, che con un vincolo però piuttosto interessante che ha voluto proprio l'associazione, è che la vendita fosse più destinata al locale, cioè si potesse vedere in tutto il mondo, ma la vendita doveva rimanere più legata al territorio, almeno per ora. Poi se ci sarà più produzione invece andremo anche fuori da questo territorio. La banca del germoplasma quanto è importante all'interno del progetto Comunità del Cibo? È alla base della comunità del cibo, perché è lì che conserviamo tutte le varietà a rischio di estinzione in celle frigo apposta per i semi e in campi collezioni fruttiferi e vitigni. Quindi i coltivatori custodi e gli aderenti alla comunità del cibo possono venire all'interno della banca e prendere le varietà a cui sono interessati o gli innesti che vogliono mettere nelle loro aziende. Quindi diciamo è proprio il cuore, perché è lì che si trova tutto il germoplasma e conserviamo il germoplasma locale. Eccoci all'agriturismo Bracci Corti, ci troviamo nel comune di Pieve Fosciana in Garfagnana. Da quando il progetto della comunità del cibo è iniziato ci abbiamo subito creduto. Perché? Perché la comunità del cibo è un progetto di comunità che comunica il valore del cibo, e non un cibo qualunque, ma i prodotti che sono parte della storia della Garfagnana. Quindi prodotti che sono stati in passato abbandonati nella coltivazione, ma che da qualche anno stanno riconquistando un posto importante nell'alimentazione locale, ma soprattutto come offerta agli ospiti della Garfagnana. Quindi la comunità del cibo comunica il valore dei prodotti locali e a noi coltivatori, produttori dà un valore, una spinta, una voglia di crederci, a rimettersi tanti giovani con le mani in terra a coltivare e a tirare fuori i sapori tradizionali della Garfagnana.